benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Colpo alla mafia che gestisce appalti milionari nell'edilizia. 2 arresti e un indagato a Mazzarrà Sant'Andrea nel Messinese. Uno di loro, incensurato, era il prestanome di un'impresa edile, nelle mani in realtà di un mafioso pregiudicato. Intanto tornano liberi per fine pena 3 capi di Cosa Nostra che erano al carcere duro, 2 a Palermo, 1 a Corleone, allerta dell'antimafia. E poi una brusca faccenda al nostro TG, gli autori dell'inchiesta giornalistica sull'hotel finito in possesso del nipote dell'autore della strage di Capaci. Commemorato a Palermo Rocco Chinnici, il magistrato ideatore del primo pool antimafia ucciso da Cosa Nostra 42 anni fa con un'autobomba. Il figlio è stato tra i primi a capire la gravità del fenomeno. Incendi a Catania, ora l'epicentro, le fiamme partite dalle sterpaglie si sono propagate alimentate dal forte vento tra San Giorgio e Baccarizzo, fuoco anche sulla tangenziale. Sono sempre pronto a collaborare con i magistrati per sciogliere dubbi e perplessità. Così il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno sull'inchiesta per corruzione per la quale è indagato dalla Procura di Palermo. Vertenza Almaviva, dal 1 agosto licenziamenti per i 400 operatori dei call center di Palermo e Catania. La rabbia dei lavoratori, i sindacati non dovevano firmare. Tempi lunghi e mancanza di attrezzature nella sanità pubblica. Un insegnante di Pozzallo, nel Ragusano, ha dovuto spendere 700 euro in laboratori privati per esami cardiologici urgenti. Nuova proroga di 5 mesi per il centro di cardiochirurgia pediatrica Taormina. Calcio, siciliane divise tra campo e mercato. Domani test amichevoli per Palermo e Catania. Siracusa attende il sì di Pacciardi, mentre il Trapani sfoltisce l'organico. Ben trovati. Gli appalti edili di Mazzarrà Sant'Andrea finivano in mano al clan mafioso dei Mazzarroti. 2 gli arrestati, un altro ai domiciliari, inchiesta della direzione antimafia di Messina. Francesco Triolo. Affari milionari, quelli legati agli appalti edili a Mazzarrà Sant'Andrea nel Messinese, affari che erano di pertinenza del clan dei Mazzarroti. Così, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla DDA di Messina, i carabinieri di Barcellona hanno arrestato 2 persone e notificato un provvedimento ai domiciliari ad un terzo soggetto appartenente alla famiglia mafiosa di Mazzarrà Sant'Andrea. Tra i destinatari di un provvedimento l'ex collaboratore di giustizia Carmelo Bisognano, che attraverso altri 2 fratelli, Antonino Giardina, arrestato e condotto in carcere, e Davide Giardina, ai domiciliari, avrebbe esercitato ingerenza nelle attività economiche ed imprenditoriali del territorio di Mazzarrà, imponendosi nel settore del movimento terra, talvolta con agganci anche negli uffici tecnici degli enti. I fatti contestati risalgono a luglio 2023 e si sarebbero protratti anche nel 2024. Secondo quanto raccolto dagli investigatori, vi sarebbe stata l'attribuzione fittizia a un indagato incensurato di un'impresa edile, in realtà gestita dal pregiudicato mafioso insieme al fratello, i quali, prodigandosi per ottenere l'assegnazione di appalti da parte del comune di Mazzarrà Sant'Andrea, avrebbero lucrato sull'affidamento dei lavori pubblici. Bisognano poi avrebbe accelerato anche la definizione di pratiche amministrative pendenti presso gli uffici tecnici del comune. Almeno altre 2 le aziende che venivano utilizzate per operare, tra i beni sequestrati, 2 società edili, 2 terreni e 8 mezzi che venivano utilizzati dalle imprese. È in allerta dopo le scarcerazioni per fine pena di padrini di Cosa Nostra e della sorella di Messina Denaro. Il ritorno dei boss nei loro luoghi potrebbe comportare nuovi pericoli. Nel servizio di Orazio Longo il racconto degli autori dell'inchiesta giornalistica sull'hotel di Palermo dato in gestione legittimamente al nipote di Brusca. Orazio Longo.
Il carcere deve tendere alla rieducazione del condannato, questo dice anche la nostra Costituzione, ma quando il condannato è un esponente di spicco della criminalità organizzata, i dubbi che la detenzione abbia centrato l'obiettivo costituzionale sono legittimi. Sono i dubbi dell'antimafia che dopo le scarcerazioni eccellenti, legittime, attenzione, per fine pena, di Patrizia Messina Denaro, la sorella del boss Matteo, di Calogero Lo Piccolo, di Giovanni Sirchia e di Rosario Lobue, ha riportato allerta tra i giudici. A Castelvetrano la notizia ha suscitato poche reazioni. La voce del sindaco Lentini: si leva a nome della comunità, la nostra città è chiuso col passato. Basta aver espiato la pena, si interroga il responsabile provinciale di Libera, Salvatore Ingui. C'è una questione morale che non riguarda solo i padrini di Cosa Nostra, ma anche i cittadini che a quei padrini guardano come punti di riferimento. Ma c'è anche chi solleva la questione delle parentele con i boss. Quanto contano? La domanda va allora fatta al contrario. Basta essere parente di un boss per essere considerati pericolosi? E lì esce fuori la vicenda del nipote di Giovanni Brusca, a cui è stato assegnato anche qui, legittimamente, dal Tribunale di Palermo, col parere favorevole della Procura, della Questura e dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, un albergo sequestrato alla mafia nel 2020. A raccontare quest'ultima storia, la docu-inchiesta Una brusca faccenda del progetto indipendente Lamia, pubblicata su YouTube e poi ripresa da diverse testate. Ci siamo interessati sui motivi che hanno determinato questo fatto e sulle conseguenze degli ultimi anni. Allora ha preso piede un'inchiesta completamente autonoma in materia di reperimento fonti, documenti e soprattutto ricostruzione. Abbiamo semplicemente esercitato il nostro diritto di cittadini a porre domande nella speranza che qualcuno ci risponda, ma come vedrete nel documentario questa cosa non è molto piaciuta ai diretti interessati. Rimane il contesto di una questione morale e umana da riflettersi con le esigenze della giustizia. E intanto complimenti ai colleghi di Una brusca faccenda. A Palermo, 42 anni fa, in via Pipitone Federico, veniva ucciso con un'autobomba Rocco Chinnici, il magistrato che ha reso più efficace la lotta a Cosa Nostra istituendo il pool dei magistrati. Il figlio del giudice dice è stato uno dei primi a capire la gravità del fenomeno mafioso. Marco Gullà. Non potrò mai dimenticare il botto sordo a cui seguì un silenzio altrettanto assordante e poi i vetri rotti per casa, i libri buttati fuori, espulsi dalla libreria. 42 anni fa veniva ucciso il giudice Rocco Chinnici. Questo è il ricordo del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che abitava a pochi metri da via Pipitone Federico, civico 59, dove Chinnici venne trucidato. Assieme al maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Lisacchi. Chinnici cambiò la lotta a Cosa Nostra, istituendo il pool antimafia, la svolta che permise di combattere concretamente i mafiosi. Un momento in cui non si sapeva quasi nulla del fenomeno mafioso. Rocco Chinnici è stato tra i primi a intuirne la pericolosità, a individuare quei metodi che oggi sono quelli che vengono utilizzati in maniera corrente, la specializzazione dei magistrati, il lavoro di gruppo, il cosiddetto pool, le indagini patrimoniali che sappiamo che poi negli anni sono rivelati lo strumento più importante, molto più importante del carcere. Questa mattina la commemorazione nel luogo dell'eccidio, presenti familiari e istituzioni. Uno dei momenti più belli e più importanti è stato il mio concorso in magistratura, perché è stato un momento che ha dato al papà una gioia grandissima. Proprio quando ha saputo che aveva superato il concorso ha fatto un urlo, lui che era un uomo pacato, abituato a tenere per sé le sue emozioni, ha fatto un urlo di gioia incontenibile e quello è stato un momento particolare, mi vengono ancora i brividi perché è stato un momento veramente di grande vicinanza fra papà e me. Voltiamo pagina, un vasto rogo sta lambendo la tangenziale di Catania. Le fiamme alte e una nube di fumo nero crea difficoltà agli automobilisti in transito, in azione elicotteri e autobotti dei vigili del fuoco. A bruciare sono sterpaglie, ma poi le fiamme si diffondono anche in contrada Primosole, Giornalunga e Laghetti di Stefano. Orazio Longo. In azione elicotteri e autobotti dei Vigili del Fuoco di Catania, due vasti incendi si sono propagati tra il quartiere di San Giorgio, all'uscita della tangenziale per l'autostrada direzione Palermo, e Vaccarizzo. Responsabile il forte vento che ha alimentato i roghi, creando fenomeni di spotting a causa di brandelli di combustibile infuocati trasportati lontano. Lambita la carreggiata con le fiamme altissime a ridosso del manto stradale.
Il fumo ha creato grosse difficoltà, come si vede dalle immagini, agli automobilisti in transito. Chiusa momentaneamente la strada per Vaccarizzo dopo il ponte Primosole. A fuoco sterpaglie, ma qualche timore si è presentato per un deposito di mezzi pesanti. Vigili del fuoco impegnati anche in via San Francesco l'Arena per un altro rogo di sterpaglie e vegetazione. Dal catanese al trapanese, rabbia e desolazione è ciò che rimane dopo l'ennesimo incendio che ha devastato la riserva naturale dello Zingaro a San Vitolo Capo. Cenere ovunque, fauna e flora in fumo. Laura Spanò. Ecco cosa resta dello Zingaro dopo l'incendio di venerdì scorso. Cenere ovunque, che a tratti stride con l'azzurro del mare. Se percorri i viottoli lo senti ancora l'odore acre che ti brucia le narici e ti chiude la gola. Benvenuti in quel che resta della riserva naturale orientata dello Zingaro, ancora una volta violentata da mani criminali. Distrutta dal fuoco la piana di Uzzo. I turisti sulle loro imbarcazioni cercano di stare lontano da una delle calette più affascinanti della zona, meta di migliaia di bagnanti ogni anno. L'incendio ha distrutto tutto il verde che anno dopo anno si è tentati ma invano di far ricrescere, così si deve fare i conti con la desolazione completa. Un paesaggio spettrale, ciò che accoglie chi riesce a entrarvi in questi giorni. I danni sono ingenti, tutto è nero di cenere da valle fino alla cresta delle montagne. Salve le case della forestale, anche quelle della galleria, i musei indenni ma circondati dalla cenere. In cenere però gli ulivi di Cala della Disa, gli ultimi frassini superstiti dell'incendio devastante di 4 anni fa, gli ultimi carrubi, gli alberi sparsi lungo la riserva. In cenere anche gli uccellini, ma sono finiti bruciati anche altri animali che nella riserva si sentivano al sicuro. Quel che rimane dello Zingaro oggi è tanta rabbia e una landa desolata. Attualità politica, sono sempre pronto a collaborare con i magistrati per sciogliere dubbi e perplessità, così il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno durante la cerimonia del Ventaglio a Palermo a proposito dell'inchiesta per corruzione per la quale è indagata dalla Procura del Capoluogo. Marco Gullà. Dopo settimane di silenzio, il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, indagato per corruzione e peculato, torna a parlare e lo fa in occasione della consueta cerimonia del Ventaglio. Se tornassi indietro, metterei una telecamera del Grande Fratello per far vedere tutto quello che è successo, ha detto Galvagno, per far vedere la verità. Ho sempre agito in buona fede. Sto attendendo in maniera, credo, abbastanza silenziosa, non ho evitato qualsiasi genere di esternazione. Sto mantenendo un profilo di altissima responsabilità, essendo sempre molto collaborativo con coloro i quali stanno oggi facendo delle indagini e rinnovando sempre la mia piena disponibilità a collaborare affinché si possano dare tutte le risposte ad eventuali dubbi o ad eventuali perplessità. E alla domanda su possibili dimissioni, Galvagno ha detto: non ho ricevuto né una notifica di conclusioni delle indagini né una richiesta di rinvio a giudizio, che è comunque cosa diversa dal rinvio a giudizio. Quando e se ci saranno altri passaggi in questa vicenda ci potranno anche essere determinate valutazioni da parte mia. Poi Galvagno ha anche parlato dello stato di salute dell'Ars. C'è stato un incremento delle leggi approvate, si è passato da 65 a 79 leggi e questo è un dato che fa vedere come c'è stato un incremento rispetto a una fase iniziale che era un tantino più lenta. Pertenza Almaviva, salta l'accordo. Il 1° agosto scatteranno i licenziamenti per i 400 operatori dei call center di Palermo e Catania. La rabbia dei lavoratori, i sindacati ci hanno deluso. Giugi Lazzara. Un tavolo rovente a Roma, quello tra l'azienda Almaviva e i sindacati in rappresentanza dei 400 lavoratori dei call center di Catania e Palermo in cassa integrazione da mesi. 8 ore di confronto che non hanno portato però ad alcun accordo tra le parti. Da un lato l'azienda che voleva il licenziamento metteva sul piatto 4 milioni di euro per l'accompagnamento alla NASPI, l'indennità di disoccupazione. Dall'altro i sindacati che chiedevano di allungare la cassa integrazione fino all'attivazione del servizio 116 e 117 per le emergenze della regione, che avrebbe assunto parte degli operatori dei call center. Nulla di fatto, il licenziamento che arriverà il 1° agosto.
e scoppia la rabbia dei dipendenti che si sentono abbandonati. Noi siamo veramente delusi dalle sigle sindacali, che sono quelle che dovevano salvaguardare il posto di lavoro e invece ci hanno affossato. Noi è da 3 anni e mezzo che siamo in cassa 0 ore, pertanto la mia NASPI, senza la copertura che potrebbe dare l'azienda in caso di accordo, ammonta a non più di 200 euro da domani mattina. Lei ha anche marito che lavora? Assolutamente sì, quindi faremo 400 euro in 2. Nell'avvertenza esce il governo nazionale, adesso sarà la regione a gestire le trattative che restano tutte in salita. A superiori a 50 anni non ci vorrà più nessuno, siamo fuori dal mondo del lavoro, questo non può succedere. Tavolo sulla vertenza STM ieri a Roma al Ministero delle Imprese alla presenza del ministro Urso e dei sindacati. Niente esuberi ma rotazione, formazione e pensionamenti. L'azienda ribadisce che nessun sito in Italia sarà chiuso, confermando gli investimenti su Catania pari a 2 miliardi e 6 e su Agrate per 1 miliardo e 4. Prende posizione il sindacato dell'UGL Metalmeccanici chiedendo garanzie per l'occupazione vincolanti e la revisione del piano industriale. Tempi lunghi e mancanza di attrezzature nella sanità pubblica. Un insegnante di Pozzallo, nel Ragusano, ha dovuto spendere 700 euro per esami cardiologici urgenti in laboratori privati. Veronica Barbarino. Un altro caso di disservizi nella sanità siciliana arriva da Ragusa. Non ci sono le attrezzature che devono essere ancora sostituite e lunghi tempi d'attesa. Così un insegnante di Pozzallo ha speso 600 euro per esami cardiologici urgenti che non poteva fare nella struttura pubblica. Mi è stata riscontrata una polmonite dilatativa con versamento pericardico. Il mio cardiologo mi ha consigliato di fare una cardiorisonanza e la TAC coronarica. Queste 2 prestazioni vengono elargite dall'ospedale Guzzardi di Vittoria. Ho aspettato più di 1 mese e mezzo, al che giustamente io non stavo proprio per niente bene. Mi hanno detto che al momento non prendevano nessuna prenotazione. Mi hanno detto: signora, noi non possiamo aiutarla in nessun modo. Si rivolga al suo medico e vedo un po'. Unica via possibile per la signora, l'esame a pagamento. Per un importo dalla risonanza magnetica di 410 euro e invece per la TAC coronarica 278 euro. Non ci sta l'associazione Articolo 32, che da tempo denuncia i ritardi della sanità siciliana. Non è ammissibile che ci sia da parte di una struttura pubblica un atteggiamento pilatesco e che non venga indicata l'alternativa che è rappresentata dal decreto che obbliga la struttura pubblica a rivolgersi ad una struttura privata addebitando all'utente esclusivamente il costo del ticket. Dall'ASP di Ragusa la conferma che è ancora in corso la sostituzione della risonanza magnetica nell'ospedale di Vittoria e l'impegno ad individuare misure efficaci per evitare disservizi e rispettare i tempi di attesa. Nuova proroga di 5 mesi per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Il presidente Schifani dice che la trattativa è difficile, ma prosegue l'impegno della regione. Emanuela Corsi. Il centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina rimarrà operativo anche dopo la scadenza del 31 luglio. È il risultato dell'incontro avvenuto nella capitale tra l'assessore regionale alla salute Faraoni e i vertici dei ministeri della salute, dell'economia e finanze. Il centro resterà aperto sino al 31 dicembre, altri 5 mesi quindi, grazie all'impegno assunto dalla regione di integrare le attività di Taormina con il reparto di cardiochirurgia del Papardo di Messina. È stata e resta una trattativa molto difficile, ha detto il presidente Schifani, nella quale il governo regionale ha cercato di far emergere gli sforzi che si stanno facendo per inserire questa struttura nell'intero sistema della sanità siciliana. Abbiamo chiesto e ottenuto questa nuova proroga per avere più tempo per realizzare l'assetto migliore nel campo della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia, ha aggiunto l'assessore Faraoni. Nel frattempo proseguiamo nel percorso di riorganizzazione della nuova rete ospedaliera che stiamo portando avanti. In tal senso le prossime 48 ore saranno
cruciali. La bozza, che verrà esaminata prima dalla Commissione Salute all'Ars e poi dalla Commissione bicamerale per l'insularità a Roma, continua ad incassare bocciature. Anche l'ANCI chiede la necessità di una revisione della rete ospedaliera regionale che sia realmente integrata con la sanità territoriale e che tenga conto del sistema sanitario nella sua interezza: ospedale, territorio e servizi sociali. A Gela apre al pubblico la necropoli greca di bambini, scoperta nel corso dei lavori per l'installazione della fibra ottica. Jerry Italia. È bastato scavare per la fibra ottica e la storia ha restituito un frammento prezioso del passato. Siamo in via di Bartolo, nel cuore di Gela, dove nel 2019 venne rinvenuta una necropoli greca del VI secolo a.C. Oggi, 6 anni dopo, quel tratto è diventato un museo a cielo aperto, visitabile da tutti. Questo museo a cielo aperto restituisce intanto a Gela che cosa? Un'opportunità, l'opportunità di valorizzare la propria storia, la propria identità. Il progetto, realizzato e finanziato interamente da Open Fiber sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza ai Beni Culturali, ha portato alla pedonalizzazione della strada e all'installazione di una grande lastra in vetro calpestabile, un modo per osservare le antiche sepolture senza comprometterle. Gela chiaramente ha un patrimonio artistico e archeologico importante e abbiamo fatto vari ritrovamenti nelle strade limitrofe e poi ci siamo imbattuti in questa grandissima sorpresa. 16 tombe su 2 livelli, per lo più di bambini, che erano sepolti dentro anfore, simboli di una vita spezzata troppo presto. Emblematica la tomba numero 10, dove è stata ritrovata anche una piccola trottola in ceramica, identica a quelle di oggi. Un gioco forse, ma anche un memento sul senso della vita. Questa è una soddisfazione grandissima. Si vede che il nostro lavoro, pur con tutti gli ostacoli che comporta, dà buoni frutti. Un risultato che l'amministrazione accoglie con soddisfazione come simbolo di una città che riscopre e valorizza le sue radici. Un sito archeologico di eccellenza a cielo aperto, come pochi in Sicilia, ma direi anche pochi in Europa, e che invitiamo a visitare. Un esempio di come anche un intervento infrastrutturale possa trasformarsi in un'occasione di crescita culturale e in questo caso anche di bellezza. E adesso è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, le trattative di mercato delle siciliane e poi l'editoriale. Vi aspetto tra pochissimo. Siciliane divise tra campo e mercato, servizio di Torino De Mana. Cresce e corre il Palermo che sta per concludere il ritiro in Valle d'Aosta con l'amichevole di domani contro i francesi Lancy, che di fatto anticiperà il rientro in Sicilia. Pippo Inzaghi tiene tutti sulla corda, li osserva e li valuta, specie i giovani Peda e Corona che molto probabilmente rimarranno in gruppo per cercare di ritagliarsi uno spazio nel campionato cadetto. Con l'arrivo e la presentazione di Bani, la squadra rosanero è quasi al completo. Il DS Osti concentrerà adesso i suoi sforzi per sfoltire l'organico. Tra i partenti il portiere Desplanches, 22 anni, che sarebbe finito nel mirino del neopromosso Pescara. In Serie C, nell'umida Norcia, il Catania si divide tra campo e mercato. Domani è prevista l'amichevole a porte chiuse contro l'Ascoli, dove Mimmo Toscano proverà e ruoterà gli uomini, anche se nella testa del tecnico calabrese prende forma l'assetto base con Gimenez in cabina di regia. Intanto Martic e Corbari si sono già aggregati alla comitiva. Dopo l'ennesima rivoluzione di Antonini, a Trapani si lavora prevalentemente con operazioni in uscita. 3 le cessioni in poche ore, Spini e Marsico, entrambi rientrati dai rispettivi prestiti alla Spal e alla Fidelis Andria, sono destinati rispettivamente al Ravenna e alla Vibonese, mentre Malomo sta per accasarsi al Guidonia. La partenza di quest'ultimo impone un altro movimento in entrata per completare il reparto difensivo e a Canicattini Bagni prosegue il ritiro del Siracusa che fatica agli ordini del confermato Turati. Il DS e la Neri sta lavorando per assemblare l'organico, cercando gli uomini giusti nei ruoli chiave. Per la difesa sembra a buon punto la trattativa per Pacciardi, centrale lo scorso anno in forza alla Pianese. Non ci sono buone notizie per le radio e tv locali, comprese quelle come Antenna Sicilia e Telecolor, che fanno servizio pubblico con l'informazione oltre all'intrattenimento. A sorpresa, il governo nazionale ha deciso di tagliare di netto i contributi per le emittenti locali, meno 14% rispetto all'anno scorso. 111 milioni rimasti nei cassetti. È il livello più basso degli ultimi 5 anni. Una decisione arrivata senza preavviso, nemmeno prevista nella legge di bilancio.
Un taglio che danneggia seriamente non soltanto noi, ma che rischia di compromettere la sopravvivenza di decine e decine di altri emittenti locali, di fare perdere centinaia di posti di lavoro. TV come la nostra danno voce al territorio e ai suoi protagonisti, raccontando quotidianamente problemi, innovazioni, progetti e naturalmente le affascinanti caratteristiche di ogni provincia. Tutto ciò nonostante la potente concorrenza delle TV nazionali e le piattaforme streaming che, notate bene, non creano occupazione in Italia e pagano gran parte delle tasse, quando le pagano, all'estero. Ecco che cosa significa essere tra i protagonisti del pluralismo dell'informazione. Ecco cosa rischiamo con il taglio dei fondi all'emittenza locale, perché meno fondi uguale meno personale e meno notizie indipendenti. Di qui la necessità del ripristino urgente dei contributi, richiesta per la quale ci uniamo alle associazioni delle TV locali, alla Confindustria Radio TV, ai sindacati confederali e a quelle forze politiche che chiedono al governo e al ministro Urso di revocare i tagli e convocare un tavolo di confronto con i rappresentanti del nostro settore, perché emittenti come la nostra possano continuare nel loro sforzo quotidiano di dare voce ai siciliani tutti i giorni, fuori da logiche di schieramento politico e nell'interesse esclusivo dei cittadini e del nostro territorio. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20. Grazie e buon pomeriggio.